Il parco del fiume Stella come volano per far ripartire l'economia della nostra regione. Non si tratta di un'utopia scritta solo sulla carta, ma di una bella realtà operativa presentata nei giorni scorsi a Udine. Sistema che funziona, come ci conferma Mario Anzil, sindaco di Rivignano. Sì, certo, è un prestigioso riconoscimento questo che oggi hanno voluto riconoscerci l'Associazione Italia Nostra e l'Università di Venezia, di Padova e di Udine, quella cioè di considerare Rivignano come un caso in cui si può dimostrare come una buona amministrazione, una buona gestione del territorio consenta sia di preservare un territorio, appunto un paesaggio straordinario, ma anche di poter coniugare la tutela di questo paesaggio con il suo sfruttamento da un punto di vista economico. Abbiamo parlato molte volte per quanto riguarda la natura, il territorio, il verde, l'acqua, insomma Rivignano a 360 gradi, ribadire il concetto. Sì, il nostro è un paesaggio straordinario, è un fiume circondato da foreste alluvionali, da boschi impenetrabili, da piante carnivore, prati stabili millenari. Ci sono resti di reperti archeologici ma anche di castelli nei quali per secoli si è combattuta la storia del Friuli, quindi è davvero un paesaggio meraviglioso che la fortuna ci ha consentito di ereditare e che noi vogliamo preservare come fosse davvero un'eredità importante e consegnarla intatta e se non addirittura ulteriormente arricchita ai posteri. In tempi di spending review cosa vuol dire mettere in pratica la teoria? Significa che questi buoni propositi poi devono anche trovare superare l'ostacolo della mancanza di risorse economiche, cioè si deve cercare di trovare la soluzione per poter fare delle azioni importanti per la tutela e la promozione del territorio anche senza soldi, quindi si deve pensare un po' a come fare in eventi come quello di oggi, come questo convegno, che nulla costano all'amministrazione comunale, certamente consentono viceversa di porre le basi per questi obiettivi che sono la tutela del territorio e la sua utilizzazione anche per scopi economici, pur preservandolo come è rimasto per secoli. L'occasione del convegno per ribadire a chiare lettere il concetto di spending review della futura fusione tra i comuni di Rivignano e Teor, che daranno vita per la prima volta in Friuli Venezia Giulia a questo nuovo processo di delocalizzazione e autonomia applicata, come confermato da Fabrizio Mattiussi, sindaco di Teor. Il gioco di squadra più affinato è, più bene risultati e più risultati buoni porta. Io sono qua oggi ospite del comune di Rivignano, ma mi auguro che col 2 dicembre sia un comune unico, proprio perché da questo progetto che parte da Rivignano si estenda anche al territorio del comune di Teor, e questo perché il territorio in asse con lo Stella è un territorio omogeneo e quindi avvala ancora di più la tesi che le due comunità sono pronte, omogenee e pronte per il passo che il 2 dicembre doveva suggellare la nascita del nuovo comune. Che eredità porta il comune di Teor al nascituro? Beh, sicuramente un territorio bello, come dicevo prima, caratterizzato dal fiume Stella. Abbiamo noi come territorio comunale non grosse realtà industriali, artigianali, ma abbiamo una rete di vie di strade bianche che possono essere sfruttate come percorsi ciclopedonali, quindi un contatto con la natura, immersi nella natura, lontano dal traffico. E a ridosso del fiume Stella completa ancora di più questa opportunità. Dunque non resta che aspettare il fatidico giorno, ma soprattutto dire ai cittadini questi sono i risultati. Certamente parte da lontano l'aggregazione fra i due comuni con tutte le varie convenzioni, ma soprattutto col consorzio della scuola e il consorzio segretario comunale. Il 2 dicembre dovrebbe coronarsi la completa fusione e la certificazione che i due territori storicamente unici possono ritornarlo e dare grandi soddisfazioni agli amministratori futuri, ma soprattutto dare nuove opportunità di crescita e di sviluppo. In questo momento di crisi ben venga la fusione, perché portando sinergie porta anche risparmi ma anche risorse da investire per un rilancio che non sarà immediato il risultato ma nel tempo. Festival della canzone funebre 2012, eccezionale veramente come sempre. No, io sono contento solo di una cosa. Noi abbiamo lavorato nel piccolo
con un aiuto fondamentale di Enrico Tonazzi, senza il quale non avremmo potuto fare niente. Per i nostri telespettatori è quello dietro di te. C'è chi c'è dietro di me, Enrico Tonazzi? Sembra lui. Ma però, a parte gli scherzi, con una cosina piccola, Tiziana, senza, Tiziana, guarda che bello. senza Mettiamo tante... mettiamo lei che è più bella. Scusa, sto parlando. Sì, chi se ne frega. Siete voi e io. Volevo fare un discorso serio. Senza tante casini, senza tante storie abbiamo fatto una cosa bella. Sì. In pratica, Tonazzi, le cose belle nascono dal piccolo. Io sono piccolo, vedi. Anche Tiziana è piccola. Piccolissima. Però dico questo. Ma avete fatto le primarie voi? Meno male. Ma io ho fatto anche le secondarie, ho fatto anche l'università. Io ho studiato molto e sto ancora studiando perché devo finire la scuola. Io credo che questo festival migliorerà di anno in anno. Si ricrede però. Perché è stato bellissimo, è stato peccato che c'erano i musicisti, se no sarebbe stato ancora più bello. Ecco, tutto questo. Per concludere, ti senti più Renzi o Stramaccioni? Ho capito. E chi sono questi due musicisti non li conosco, a dire la verità, però devo dire che soprattutto il secondo mi sembra un po' dissonante, fa musica dodicafonica, mi interessa molto. Assessore Vello, questa sera nell'ambito della manifestazione della Fiera dei Santi di Rivignano la vostra associazione è presente perché in questi ultimi anni vi state dando da fare per portare il volontariato a livelli che magari pochi sanno, ma soprattutto ci sono importanti novità, no? Ci sono importantissime novità perché grazie a queste attività che svolgiamo ormai in tutte le occasioni e in tutte le manifestazioni del Comune di Rivignano siamo riusciti a concretizzare una cifra molto importante e a permettere al Comune di Rivignano di acquistare un pulmino per il trasporto dei disabili e arriverà fra pochissimo tempo. Avremo il piacere di inaugurarlo a Natale, prima di Natale, quindi arriverà un bel dono. Possiamo dirlo, nel corso della passata stagione di Guarda che Stella abbiamo parlato molto del volontariato, ma abbiamo anche visto della serie poche parole ma molti fatti. Assolutamente sì, questo è il motto della nostra associazione, noi siamo tipi tosti, molto concreti e molto attivi, non ci spaventiamo né della pioggia né del brutto tempo né del caldo, facciamo cose bellissime come un frico per l'Emilia quest'estate, i santi l'anno scorso, i santi quest'anno e a Natale, durante i mercatini di Natale, porteremo il nostro dono ai cittadini di Rivignano. Non resta che dire ai nostri telespettatori di Guarda che Stella, restate sintonizzati con noi perché tra poco vedrete qualcosa di interessante. Assolutamente sì, fra poco. Grazie come sempre per l'ascolto, alla prossima.